I primi a trasferirsi in Italia sono stati mio nonno paterno e mio papà. Dovete sapere che la migrazione è un fenomeno del tutto naturale, con l'intenzione di scappare dalla guerra. Così presero coraggio e si fecero aiutare da alcuni. Giuliani di 19 anni, Desmond di 20 e Lash di 29. Non era facile perché la lingua Tamil era molto diversa da quella dell'italiano, però papà trova subito lavoro. Stava nel deserto della Mauritania e del Marocco fino ad arrivare in Algeria, dove prese la barca che noi chiamiamo caretta del mare. Farmi nascere e vivere felice in questo paese. È una mostra che appunto vi parla che l'emigrazione è un flusso, è un fenomeno completamente naturale. Però lascio la parola al mio collaboratore, subito immediatamente, così vi darà il benvenuto. Buongiorno a tutti, benvenuti alla mostra sui flussi migratori. Io mi chiamo Leonardo e sono nato in Italia e la mia famiglia proviene dall'Ecuador. Oggi vi mostrerò alcune immagini che spiegano il significato di questa mostra. Dovete sapere che la migrazione è un fenomeno del tutto naturale. L'uomo primitivo cominciò a spostarsi perché seguiva gli animali che migravano. Migrare significa cercare un luogo migliore nel quale vivere e per realizzare tutto questo oggi ci sono alcuni ingredienti necessari. Il primo ingrediente è l'accoglienza, l'atto di ricevere una persona nella propria casa, temporaneamente e stabilmente, fornire i primi soccorsi e alloggio a chi si ritrova in situazioni di emergenza e necessità. Il secondo è la migrazione, spostamento definito temporaneo di gruppi da un territorio a un altro, determinato da ragioni varie, ma essenzialmente da necessità di vita. Il terzo è l'umanità, sentimento di solidarietà umana, di comprensione e di indulgenza verso gli altri uomini, atto di cortese comprensione verso un altro. Il quarto è l'asilo, immunità concessa a chi si rifugiava in luogo sacro, costituiva un diritto riconosciuto non solo presso i popoli primitivi, ma anche presso quelli più progrediti. E l'ultimo è il dialogo, discorso colloquio fra due o più persone, discussione aperta di persone disposte a ragionare, con spirito democratico. Ciao, mi chiamo Aiko, sono nata in Italia ma origini ecuadoriane. La prima a venire in Italia è stata mia zia, la sorella di mia mamma. Mia mamma è arrivata in questo paese grazie a un regalo, infatti mia zia gli aveva regalato questo viaggio perché mia mamma si era appena diplomata. Mia mamma è arrivata qua con l'aereo ed è rimasta in Italia perché fortunatamente ha trovato subito lavoro e insieme a mia zia potevano aiutare i loro genitori. Mio papà è andato a casa di mia nonna. Lui ha trovato lavoro dopo 7 mesi, ma ha preferito aspettare questi mesi perché così stava vicino a lei e gli faceva compagnia. Poi un giorno i miei genitori si incontrarono. Un anno prima che io nascessi, a mia mamma le regalarono una cagnolina di nome Lucky, che fortunatamente c'è ancora oggi. Un anno dopo sono nata io e abbiamo formato la meravigliosa famiglia che siamo oggi. Passo la parola alla mia compagna Sasha. Ciao, mi chiamo Sasha, sono nata in Italia ma ho origini russe. Mia mamma proviene dalla Russia, precisamente da Donbass, era stata la prima a partire alla volta dell'Italia. Il suo viaggio è stato lungo e faticoso, è arrivata qui in autobus e poi col treno per raggiungere un'amica, infatti conosceva solo lei. Il suo viaggio è stato lungo e faticoso. Mia mamma racconta che in Russia si stava bene, ma ad un certo punto arrivò la crisi economica e decise di partire per migliorare la sua vita. Mia mamma era molto determinata, lasciò con la nonna mia sorella. Era triste, ma sapeva che le avrebbe regalato un futuro migliore. Per lei non è stato difficile integrarsi, non ha mai subito episodi di discriminazione e ha trovato subito un lavoro. Col tempo riuscì a portare in Italia il resto della sua famiglia. Oggi lei è una persona felice e realizzata, si è sposata di nuovo e ha fatto nascere me.
Oggi viviamo felici tutti insieme. Passa la parola alla mia compagna Sica. Ciao, mi chiamo Sica e questa sono io. Sono nata in Italia ma ho origini mediorientali, sia da parte di mamma che di papà. Questa è mia mamma e questo è mio papà. I primi a trasferirsi in Italia sono stati mio nonno paterno e mio papà. Questo è mio nonno paterno. Arrivarono qui con l'aereo con l'intenzione di scappare dalla guerra. Così presero coraggio e si fecero aiutare da alcuni loro amici che avevano già intrapreso questa avventura. All'inizio non era facile perché la lingua Tami era molto diversa da quella dell'italiano, però papà trova subito lavoro. Furono accolti e col tempo anche la mia mamma riuscì a raggiungere l'Italia. Una volta riuniti decisero di rimanere qui, farmi nascere e vivere felice in questo paese. Ormai i miei genitori vivono da qui circa 20 anni, ma tengono molto alla loro cultura, alla cucina e alle tradizioni. Si sono integrati benissimo, ma si sentono appartenenti allo Sri Lanka. Allora, abbiamo avuto la possibilità di conoscere veramente i migranti. Sono venuti a trovarci a scuola, ci siamo messi d'accordo con un ragazzo che lavora nella comunità e abbiamo avuto la possibilità di intervistarli. Non li ho intervistati io, ma li hanno intervistati loro e quindi ora vi racconteranno cosa vi hanno detto. Buongiorno a tutti, io sono Matteo, il mio compagno è Alberto. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di 3 ragazzi che provengono dall'Africa. Questi 3 ragazzi si chiamano Tidiane di 19 anni, Desmond di 20 e Lash di 29. Tidiane e Lash sono senegalesi, mentre Desmond è nigeriano. Sono qui in Italia dal 2016. Tidiane aveva 17 anni, ma era in viaggio da quando ne aveva 15. Desmond 18 e Lash 27. Ci raccontano che oggi abitano presso le suore Orsoline, che li ospitano qua a Rapallo. Quando sono arrivati in Sicilia sono stati smistati in varie regioni. Nella loro comunità si aiutano a vicenda e sono diventati molto amici. È stato difficile per tutti e 3, ma con difficoltà ce l'hanno raccontato. Tidiane è partito da solo in autobus dal Senegal, attraversando il deserto a piedi, fino ad arrivare in Libia dove prese la barca che l'ha portato qui in Italia. Aveva 15 anni ed era da solo, aveva paura delle onde e del mare. Desmond è partito dalla Nigeria ed è arrivato in Libia. Quando è arrivato in Libia ha visto il suo gommone che doveva portare circa 100 persone, bambini compresi. E Lash è sempre voluto venire qui in Italia perché è la patria della buona cucina e ha iniziato il suo viaggio a 27 anni, attraversando il deserto della Mauritania e del Marocco fino ad arrivare in Algeria, dove prese la barca che noi chiamiamo caretta del mare. Arrivato in Italia, con lui c'erano 150 persone, bambini piccoli compresi. Ci raccontano che oggi che il loro viaggio era circa 5 giorni, interminabile, senza acqua e cibo. Hanno avuto delle bruciature per colpa del sale del mare, il sole e il petrolio del motore. Arrivati qui in Italia nel 2016 sono stati smistati nelle varie regioni dove vivono tuttora e hanno trovato un lavoro. Tidiane era un contadino e qua fa il giardiniere, e Lash era un mercante e qua fa l'aiutacuoco a Rapallo e Desmond era uno studente e qua fa il concorso per il fabbro. Non hanno mai subito episodi di intolleranza e questo ci fa sentire orgogliosi del nostro paese. L'Italia ha riconosciuto i loro diritti e oggi stanno aspettando il giudizio. Noi speriamo che possano rimanere qua. Gli abbiamo chiesto che cosa possiamo fare per loro e loro ci hanno risposto che stiamo già facendo tanto, amicizia e rispetto reciproco. Dopo questa bella chiacchierata siamo andati tutti insieme a giocare a calcio, sia maschi che femmine compresi. Li abbiamo anche invitati alla cena di classe, dove ci siamo divertiti tantissimo e non vediamo l'ora di rivederli. Grazie. Adesso le ragazze vi daranno dei foglietti, un pennarello. Dovrete scrivere il nome della persona a cui volete bene, che amate.
prendiamo questo momento come momento di riflessione, facciamo un piccolo esperimento, che se vuole può essere anche un po' una provocazione e serve per farvi riflettere. Questa bacinella rappresenta il mare e mettiamo la barca in mare. I nostri cari amati intraprendono questo viaggio della speranza, un po' in una barchetta o in un gommone o in un'imbarcazione di fortuna, come hanno fatto proprio i migranti che abbiamo conosciuto noi e che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e di parlarci. Adesso Suor Agnese sta facendo un moto ondoso. Il problema è che questa barca con le onde, essendo un po' fatiscente, sta affondando. Vorrei sapere cosa state provando in questo momento, se qualcuno di voi vuole intervenire. Malessere. Un dispiacere. Io personalmente ho provato un'infinita tristezza. Quello che vogliamo comunicarvi, e comunicare non solo agli adulti, ma anche ai bambini, a tutti, è che l'indifferenza è un grande nemico. L'indifferenza ha come conseguenza l'impotenza. Voi siete rimasti a guardare i vostri cari che stavano annegando nel mare e non avete fatto nulla. Questo è un atteggiamento da combattere. Ognuno di noi può fare qualcosa. Allora non è vero che non si può denunciare l'ingiustizia, che non si può combattere l'ingiustizia. Dobbiamo insegnare ai nostri bambini, no? Soprattutto in questa fascia di età, e sono venute delle scuole medie a trovarci, dove praticamente bisogna far capire ai bambini che non devono aver paura di denunciare le ingiustizie, ma nella vita quotidiana. Se loro si allenano a fare questo tipo di esercizio nella loro vita, non saranno spettatori di fronte a tragedie del genere, non saranno spettatori, ma saranno parte attive della società. Quindi insegniamo noi per primi ai ragazzi a non avere questo atteggiamento, perché è importantissimo, ok? Allora, il viaggio della speranza è un viaggio che è in salita, è un viaggio che costa fatica, è un viaggio che ha bisogno di coraggio e vogliamo farvi provare un po' di questa fatica. Per questo questa mostra è un po' itinerante e va in alto e quindi dovrete fare le scale e non sarete comodi perché vi farò sedere sulle scale e sentirete il freddo del marmo. Quindi per un pochino, in modo non così invadente, vi faremo sentire questa fatica. Quindi seguitemi e andiamo al piano di sopra. Parliamo di un momento in cui una città è stata veramente di esempio a livello internazionale. Vi racconteranno la storia di Riace. Io che mi chiamo Cosimo. Io Giacomo. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Cosimo e il mio compagno si chiama Giacomo e oggi vi parleremo del modello Riace. Riace è un modello di città dell'accoglienza e a sua volta è un comune calabrese di circa 1800 abitanti. Si trova al centro della costa ionica, precisamente nella zona della Locride. Riace ha subito lo svuotamento della città a causa della disoccupazione. Il primo sbarco fu di curdi nel 1998 e trasformò Riace in un posto di migrazione e in un posto di immigrazione. L'esperienza di Riace nasce dalla lungimiranza di Domenico Lucano, sindaco del paese dal 2004, che interpreta l'arrivo di questi profughi come un'opportunità di risollevamento del paese. Quindi Riace entra a far parte del PNA, Piano Nazionale di Accoglienza. Fa un processo di riqualificazione del paese e dà a disposizione delle case destinate all'accoglienza. Così anche le persone locali percepiscono l'arrivo di questi migranti come un'opportunità. E da lì comincia la loro inclusione lavorativa, come vediamo in queste foto, anche qui.
attraverso l'artigianato, l'agriturismo, l'ecoturismo e anche altri mestieri. Il settore primario si sviluppa e a sua volta anche le piccole e medie industrie. Lo Stato manda 35 euro al giorno al comune calabrese, che poi questi soldi vengono dati ai migranti per comprarsi da mangiare o il vestiario. Ma visto che questi soldi vengono dati con forte ritardo, il sindaco ha creato una moneta che rappresenta un impegno per il futuro. I vantaggi sono restituzione della dignità alle persone e evitare che il comune chieda prestiti. Le borse di lavoro. A fianco di ogni persona del luogo è impiegata una persona straniera, così anche loro possono pensare a una loro sussistenza, imparano un lavoro e agevola l'integrazione. Quindi Riace è positiva per tanti aspetti. È entrata a far parte in reti nazionali molto importanti che garantiscono che il modello sopravviva grazie a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Però queste cose positive si scontrano contro il sistema politico-amministrativo e bisogna fare continua attenzione al tentativo di controllo mafioso che vede buoni affari visto il successo economico di Riace. Quindi ci auguriamo che Riace continui e sia esempio per altri paesi. Speriamo che quello che vi abbiamo raccontato vi sia piaciuto e che Riace sia d'esempio. Grazie, arrivederci. Allora continuiamo il nostro percorso. Andiamo a fare un salto nel passato, nelle migrazioni di inizio Ottocento. Oggi vi racconteremo la nostra esperienza al Museo dell'Immigrazione Galata. Si trova a Genova, nel Porto Antico. All'inizio abbiamo visitato liberamente il museo e abbiamo visto, oltre agli antichissimi dipinti in legno che raffiguravano il porto nel 1500 e le battaglie, anche i modelli della Nina Pinta a Santa Maria, le barche con cui Cristoforo Colombo si avventurò alla scoperta dell'America. Poi abbiamo visto la galea. Questa è la galea. Una barca gigantesca da dove uscivano numerosi remi. Questa barca veniva usata in battaglie per il commercio, infatti al suo interno si trovavano cannoni e bauli pieni di merci. Poi ci siamo imbattuti nel laboratorio. Siamo diventati dei migranti che partivano dall'Italia verso l'America del Sud. Abbiamo costruito le nostre valigie di cartone come quelle dietro di voi e potevamo portare con noi solo 7 oggetti. A quei tempi anche una fotografia era preziosa e dovevamo accontentarci dei vestiti che c'erano a quei tempi. In tasca potevamo tenerci la salvia per pulirci i denti. La valigia rimaneva estiva per tutta la durata del viaggio della speranza. La maggior parte delle volte il viaggio durava 35 giorni. Poi abbiamo scritto un messaggio di addio alla nostra famiglia. Siamo diventati dei migranti che partirono dall'Italia verso l'America del Sud. Le emozioni che ci hanno attraversato sono state tante: paura, tristezza, solitudine, ma allo stesso tempo eravamo mossi dalla speranza. Il museo ricostruiva proprio la realtà di quei tempi. Al suo interno c'era una nave. Abbiamo attraversato la passerella e siamo entrati nella stiva. Dentro la stiva c'erano bauli enormi come quello là dietro, valigie di cartone e sacchi di juta. E si sentiva come sottofondo il rumore dei motori. Subito dopo c'era il dormitorio maschile di terza classe. Le condizioni di vita erano pessime. I letti erano centinaia, ammassati in una sola camerata. Poi c'era il bagno. Il bagno era rappresentato da un secchio che i bambini avevano il compito di svuotare. Giù dai 7 anni i bambini venivano staccati dalla mamma, messi a fare il viaggio della speranza nel dormitorio maschile. Lì vigeva la legge del più forte, quindi i più piccoli e fragili venivano sfruttati. Poi c'era la mensa comune, dove i bambini si potevano rincontrare con le loro mamme. La prima classe mangiava su piatti d'argento e carne sempre fresca. Come se la procuravano secondo voi? Giusto, trasportavano gli animali sulla barca, soprattutto le mucche, anche per il latte fresco per i neonati. Poi c'era la sala medica, sempre pronta per curare solo al meglio la prima classe. Poi la prigione,
che andava in prigione era perché rubava la prima o la seconda classe oppure entrava in barca senza carta d'imbarco, senza passaporto. E infine la stanza del capitano, con i suoi abiti appesi alla scrivania. Verso prua c'era il dormitorio femminile, un po' simile a quello maschile. Le condizioni di vita erano migliori, le donne si aiutavano tra di loro e facevano il bucato. Lì si respirava anche aria più fresca perché era prua. Soltanto che in quella stanza c'è il più alto tasso di mortalità perché i bambini si ammalavano e contagiavano le mamme. Arrivati in Argentina possiamo notare subito i vicoli molto simili a quelli di Genova. Ma come facevano i migranti a ricongiungersi con le loro famiglie? Del genere. Costruirono un hotel, l'hotel dei migranti. Se un parente partiva prima e dopo un po' la famiglia voleva venirlo a trovare, bastava chiedere il nome e il cognome in quell'hotel. Esempio, parte il papà, trova lavoro e si sta bene in quel paese. Allora la famiglia lo vuole raggiungere, va lì, chiede il nome e il cognome in quell'hotel e vede se è stato lì. In questo hotel un gruppo di 5 ragazzi di Varazze giocavano a calcio. Da loro nacque la famosissima squadra di calcio, il Boca Juniors. La nostra prossima tappa fu il Brasile, però i brasiliani non vedevano di buon occhio gli italiani e per questo alcune volte si rifugiavano nelle foreste, ma se volevano passare dovevano essere posti a 3 tipi di test. Test psicologico, test di salute e dovevi avere denaro finché non trovavi il lavoro. Abbiamo concluso questo viaggio sani e salvi. E speriamo che i flussi migratori non siano più così dolorosi per le persone. Questo qua è un vestito di prima classe femminile e questo qua è un vestito tra la seconda e la terza. Questo qua è un sestante, veniva usato lo usavano in barca per indirizzare la barca nella rotta giusta, guardando le stelle. Questo qua è il cappello del nonno della maestra che è stato prigioniero in Africa per 12 anni. Questa qui è una borraccia, un'altra borraccia, portapranzo di quei tempi e modellini di auto. Poi questo qua veniva usato per il codice Morse, degli occhiali di quei tempi, una lente, i pennini e questi qua erano gli astucci, mettevano le penne qui. E qua si metteva l'inchiostro. Dopo che hai finito di scrivere si puliva il pennino qua. Questo qua è un passaporto e questa è una carta d'imbarco. Questi due sono i vasi da notte della prima e della seconda classe. Se dovevano andare in bagno di notte usavano questi. Qua ci mettevano le medicine, questo era un portasigari, questi erano gli occhiali di quei tempi, un set da barba e un altro portapranzo. Parliamo di un messaggio di accoglienza e di tolleranza. Il titolo di questa postazione è "Non c'è due senza te". Allora, lascio la parola alle nostre collaboratrici. Prego. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Elena e io Beatrice. Oggi vi parleremo di esempi di tolleranza e accoglienza. Sono moltissimi gli esempi di tolleranza e accoglienza che arrivano dal nostro paese. Il 30 settembre del 2018 migliaia di persone con magliette rosse sono arrivate in Piazza Duomo a Milano per dire basta al razzismo. Il VIS, Volontari Internazionali per lo Sviluppo, lavora per evitare che i giovani migranti cadano in mano ai trafficanti ed aiuta la loro integrazione. Sono moltissimi gli esempi di come lo sport abbia salvato i giovani migranti che giocano ancora adesso in squadre nazionali e internazionali. Ma per avere un esempio di tolleranza e accoglienza non dobbiamo guardare tanto lontano da noi. Infatti vogliamo raccontarvi la storia di Andrea, italiano, e Zaccaria, marocchino. Oggi impersonificheremo io Andrea e io Zaccaria.
Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Lodesani, sono nata a Sassuolo in provincia di Modena il 6 gennaio del 1980. Dal 2008 mi occupo di amministrazione di risorse umane ed economiche per la parrocchia di Magreta, ma prima dell'attuale lavoro facevo l'educatore in comunità, dove ho conosciuto Zaccaria. Ciao, mi chiamo Zaccaria Tagzut, vengo dal Marocco, per precisione nella città di Beni Mellal. Sono nato il 7 gennaio del 1989. Fino all'età di 13 anni sono rimasto nel mio paese, andavo a scuola e giocavo nella nazionale giovanile di calcio del Marocco. All'età di 14 anni sono voluto partire per l'Italia perché mio zio mi raccontava dei suoi viaggi, perché lui lavorava come aiuto cuoco sulle navi da crociera. Sono arrivata in Italia e non è stato facile come pensavo, perché non avevo l'affetto e l'amore dei genitori e li potevo chiamare solo una volta alla settimana. Mi hanno accolto 2 famiglie, una di Sant'Andrea di Rovereto e un'altra di Chiavari. Poi sono andata in un'altra comunità a Modena, dove ho conosciuto Andrea. Zaccaria ha studiato 1 anno come elettricista, era bravo e preciso, ma vedevo che quel lavoro non lo soddisfaceva e vedevo che oltre a giocare a calcio con i suoi amici era spesso ad aiutare la cuoca della comunità a cucinare. Allora ho cercato una scuola alberghiera e l'ho trovata perfetta, perché ospitava i giovani ragazzi senza genitori dal lunedì al venerdì anche a dormire. Andrea mi seguiva a scuola e andava alle riunioni con i professori. Facendo i colloqui con i professori di Zaccaria mi dicevano che era il più bravo della classe e uno dei più bravi della scuola e lo invitavano a delle rappresentazioni sul territorio. Ma c'era un problema: Zaccaria aveva 18 anni e se ne doveva andare dalla comunità quando non aveva ancora terminato i 2 anni di studi. Allora parlai con il capo della comunità ed è lì che decisi di invitare Zaccaria a casa mia. Andrea, dopo un po' di tempo passato insieme, mi chiese se voleva andare a vivere da lui e io accettai. Con gli anni ho avuto molte possibilità di andare a trovare Zaccaria in Marocco. Ho conosciuto la sua famiglia e i giorni dopo, lo scorso 13 ottobre mi sono sposato con una ragazza di Chiavari, Sara, e lui con le mie 2 sorelle mi ha fatto da testimone di nozze. Andrea per me è come un fratello, gli voglio tanto bene e fa parte della mia famiglia. Ora io lavoro in un ristorante rinomato di Modena. I giorni dopo Natale sono andato in Marocco con Sara, Zaccaria e Giulia, la fidanzata di Zaccaria. Mi hanno festeggiato perché era il mio compleanno. Speriamo che ci siano molti altri esempi di accoglienza come questo e speriamo che la storia vi sia piaciuta. Ok, adesso parliamo invece di un altro tipo di migrazione, prego, che è una migrazione non solo per salvarsi la vita, ma in realtà anche un po' sì, è della fuga dei cervelli, che è un fenomeno molto diffuso ultimamente. Allora, in questi fogli ci sono dei termini. Chi ha preso per esempio la F di fiducia? Allora, qual è il compito per casa? È quello di ragionare su questi termini. Portate dentro il vostro cuore questi termini e cercate di capire se voi avete quella caratteristica. Per andare all'estero ci vogliono queste caratteristiche, ad esempio versatilità, entusiasmo, interesse, ci vuole coraggio, ci vuole gratitudine, umiltà, fiducia, come dicevamo. Quindi l'iniziale di fuga dei cervelli ci dà proprio l'input per ragionare su queste parole. Vi diamo tempo giusto, il tempo dell'intervento per memorizzare questa parola e portarvela a casa. E poi questi li lasciate di nuovo qua che mi servono per più avanti. Prego. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Margherita e loro 2 sono Miriam e Marina e noi parleremo della fuga dei cervelli. Abbiamo deciso di parlare di questo argomento perché ne abbiamo tanto sentito parlare e perché abbiamo molti esempi di persone che sono fuggite dall'Italia per andare a lavorare all'estero. L'espressione fuga dei cervelli indica l'immigrazione in paesi stranieri da persone di talento o alta specializzazione professionale.
Questo fenomeno è visto con preoccupazione dai paesi da dove si va via, perché rischia di rallentare il progresso economico, culturale e tecnologico. La mobilità degli studenti è comune fin dalla nascita dell'università, perché arricchisce culturalmente e professionalmente. Il problema è quando gli studiosi partono e non ritornano più. Genova, secondo gli studi Istat, è la città col maggior numero di fughe, per motivi di studio o di lavoro. Tra 26 e 35 anni partono per emigrare all'estero, sono 4 volte più grandi. Vista la nostra vicinanza con la provincia di Genova, abbiamo deciso di approfondire questo argomento intervistando qualcuno che avesse fatto proprio il percorso di studi qua in Italia e che poi fosse partito. Lo abbiamo trovato, si chiama Giacobbe, ha 34 anni. Lui nasce a Genova e cresce a Cicagna con la sua famiglia in Valfontana Buona. Frequenta le scuole elementari e medie nel suo paese e poi frequenta il liceo scientifico di Chiavari. Più avanti andrà all'Università di Ingegneria Navale a Genova. All'età di 21 anni Giacobbe si trasferisce a Genova dopo un anno di lavoro come broker navale e lascia gli studi di ingegneria. Il broker navale si occupa di stipulare contratti tra navi che trasportano petrolio e le compagnie petrolifere e da lì comincia un futuro pieno di soddisfazioni per Giacobbe. Inizia a viaggiare per lavoro e a conoscere nuove persone influenti nel suo settore. Nel frattempo studia e migliora il suo livello di lingua inglese. All'età di 26 anni, in un viaggio di lavoro a Singapore, incontra una persona che lavora nel suo stesso settore, ma prima di allora non l'aveva mai incontrata e quella sera cenarono insieme. Il giorno dopo, da Ginevra, il capo di questo nuovo amico chiama Giacobbe per fargli una proposta di lavoro molto buona sia a livello di stipendio che professionale. Infatti il settore del trasporto petrolifero è molto più attivo in città come Londra, Houston, Singapore e Ginevra rispetto all'Italia. Decide di cogliere questa occasione e si trasferisce in Svizzera, presso Ginevra. Parla della Svizzera come un paese ben organizzato. È solo che Ginevra e Zuringo sono 2 città molto costose, pure gli affitti sono molto più costosi di quelli qua in Italia e perciò il lavoro viene molto ben pagato. Passa 4 anni a Ginevra, lontano dalla sua famiglia, e il suo tempo libero lo passa per specializzarsi ancora di più nel suo lavoro e incomincia a parlare anche perfettamente il francese. A quel punto Giacobbe decide di dare una marcia in più alla sua vita e di proporsi a diverse aziende leader nel settore. Dopo poco tempo verrà assunto presso una sede londinese della famosa compagnia petrolifera Shell. Shell significa conchiglia. Si trasferisce di nuovo, questa volta però a Londra, dove vive tuttora, in una bella casa in un quartiere tranquillo. Ci ha mandato la foto della sua nuova Vespa, che usa per recarsi tutte le mattine nel suo ufficio. Il suo ufficio in un palazzo molto grande, di fronte al London Eye, la ruota panoramica di Londra. Ora non è più un broker indipendente, ma un broker della Shell. I clienti stranieri lo chiamano per organizzare spedizioni, di lui si fidano. Oggi si sposta molto per lavoro, principalmente negli uffici di Singapore e Barbados. Non ha mai subito episodi di discriminazione, ma ha sempre sentito un po' di diffidenza iniziale. A volte le persone del posto lo facevano sentire un po' a disagio, perché non parlava bene la loro lingua o non conosceva bene le usanze del posto. Ma di fronte a questo lui non si è mai fermato. Nella maggior parte dei casi ha avuto la fortuna di incontrare persone simpatiche e tolleranti. Alla nostra domanda "ti piacerebbe tornare in Italia?", lui risponde così: "Di sicuro mi piacerebbe tornare in Italia, se il lavoro me lo permettesse. Già ora passo tutte le mie vacanze in Italia, o da solo o con la mia famiglia. Vorrei ritornare in Svizzera, così sarei molto più vicino all'Italia, è solo che Londra è il posto migliore per il mio lavoro." Gli abbiamo chiesto anche se ha sofferto a stare lontano da casa. "Non mi sono mai pentito della mia scelta, ma è dura lasciare amici e famiglia alle spalle. Purtroppo però non mi sono mai accontentato. Ho sempre cercato nuove esperienze. Questa voglia di fare mi ha portato all'estero, incontrando e conoscendo persone diverse, da cui ho imparato molto." Alla domanda "sei felice oggi?", risponde così:
Sì, sono molto contento del mio percorso, perché ho fatto tante cose diverse e conosciuto tante persone e situazioni diverse. È la cosa più importante che continuo a imparare ogni giorno. Ogni volta che ho cambiato lavoro e paese è perché sentivo che non avevo più tanto da imparare dov'ero e avevo bisogno di cambiare, avere nuove esperienze e stimoli. Abbiamo chiesto a Giacobbe come secondo lui lo Stato italiano potrebbe evitare questa fuga e se lui stesso si è sentito tutelato dallo Stato. E lui ci ha risposto così: io non mi sento tutelato dallo Stato, ma sono stato fortunato e ho trovato la mia strada. Comunque prima in Italia e poi all'estero. Se fossi rimasto in Italia non avrei fatto la carriera che ho fatto finora. Purtroppo lo Stato italiano si è dimenticato dei giovani e secondo lui il problema è che la politica degli ultimi 30 anni almeno non ha fatto niente per sviluppare il paese. Dopo il boom economico degli anni '80 le politiche sociali avrebbero potuto far crescere le professioni, ma non l'hanno fatto e poi con l'arrivo dell'euro è stato sempre peggio, sempre secondo Giacobbe. Oggi le politiche sociali non sono cambiate di molto, ma la povertà è aumentata e chi soffre di più questa situazione sono i giovani, che non trovano un lavoro stabile ed è per questo che preferiscono andare a lavorare all'estero. Qui abbiamo una foto degli extracomunitari che dall'estero sono venuti a lavorare qui in Italia. Grazie a tutti di aver ascoltato la nostra storia e spero che anche voi avrete un futuro pieno di soddisfazione come quello di Giacobbe qui in Italia. Grazie, rimettete pure i fogli lì. E finalmente siete alla fine del vostro percorso e quindi potete accomodarvi nella nostra classe. Anche Rapallo testimonia un flusso migratorio molto rilevante. Anche la città di Rapallo cercava la felicità, come del resto tutti i migranti. La parola ai miei collaboratori. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Pietro e il mio compagno si chiama Riccardo. Oggi vi parleremo su una breve storia dei flussi migratori da Rapallo. Il territorio del comune di Rapallo è situato nella parte più interna del Golfo del Tigullio. Il materiale alluvionale, che numerosi ruscelli portano verso il mare, formano la quale suppone sorgerà l'abitato principale dal 700 a.C. Poi le pendici dei rilievi furono occupate e vennero coltivate le fasce. Nel 1171 Rapallo divenne comune libero e nel 1229, sotto la giurisdizione di Genova, divenne capitanato. I dintorni di Rapallo erano occupati da orti, campi di grano, viti, olivi e fichi. La popolazione cominciò a crescere e Rapallo, sotto la protezione di Genova, stava diventando una città capace di difendersi dagli attacchi stranieri, costruivano galere e si impegnavano in battaglie cruenti. All'alba del 4 luglio 1459, l'ammiraglio turco Turgut, conosciuto nel territorio ligure con il nome di pirata Dragut, entrò nel golfo di Rapallo, assediando la città in 3 punti diversi. Lo sbarco riuscì e fu impossibile organizzare un'immediata difesa. Per la confusione e le scarse notizie, arrivò con molto ritardo un intervento armato da Genova, lasciando il borgo di Rapallo pressoché in balia dei pirati. Per scongiurare nuovi assalti e attacchi fu il capitano genovese Gregorio Roisecco, inviato successivamente dal Senato della Repubblica di Genova per valutare la situazione del borgo e a proporre ai rapallesi la costruzione di una protezione di difesa per proteggere la città, opera che avvenne da lì a poco con l'edificazione del castello. La maggior parte della popolazione femminile, 150 nel 1818, praticava la filatura. Sul litorale l'attività più redditizia era quella legata al mare. Si andava alla raccolta di spugne e coralli sui fondali dell'arcipelago greco. Le loro barche salpavano dal molo Langano, che fu danneggiato da un maremoto nel 1821. Sulla spiaggia lavoravano calafati, maestri d'ascia, fabbri e artigiani.
Sempre in quel tratto di litorale si mise in funzione il cantiere, dove si alterneranno costruttori come Morello, Briasco, Claviotto, producendo bastimenti di ogni tipo, oltre 1000 tonnellate, adatti alla navigazione transoceanica. Ecco alcuni piccoli velieri attaccati al molo Langano. Le autorità di Genova decisero di spendere 700 lire per la costruzione del molo Langano, con lo scopo di creare una protezione contro le mareggiate da scirocco. 1830 comincia il viaggio. Dal 1830 le attività marittime hanno rallentato sia per la decadenza della raccolta di spugni e coralli, sia per la riduzione del numero dei velieri che attraccavano nel porto. Nel 1831 ci fu un primo caso di fuga di cervelli, fu Emanuele Solari che tenne a Lima, capitale del Perù, la prima cattedra di medicina clinica. Da quel momento molti italiani favorirono il progresso della cultura e delle scienze in Perù. Antonio Costaguta fu protagonista di vicende politiche sudamericane, diventando noto come il Capitano Palesse. Partì da Chiavari su brigantino, come questo, usato per il traffico di indaco. Sbarcò a Sabanilla in Colombia nel 1820. Si ingaggiò come pilota su una goletta del governo rivoluzionario della Colombia e poi divenne un comandante di un bastimento per la guerra contro la Spagna. Per quanto si sappia non tornò più in Italia. Storie di italiani. Giuseppe Sanguinetti da ragazzo aveva fatto il garzone di una piccola fabbrica di pasta. Sbarcò nel 1838 a Buenos Aires, Argentina, da un veliero di camogli. Più tardi sarà il fondatore della famosa industria di pasta nella capitale argentina. Nel 1847 un certo Castagneto, nativo di San Michele di Pagana, si imbarcò per Buenos Aires e da lì divenne un buon pilota dell'Uruguay. Valentino Canessa invece fu un armatore di spicco che era specializzato nelle rotte settentrionali, portando soprattutto nelle rive dell'Hudson a Filadelfia e New Orleans gruppi di emigrati da Rapallo nelle zone vicine. Emanuele Bontà, invece, una volta arrivato in Argentina, si dedicò alla navigazione fluviale, chiamando a sé figli Marco e Carlo. Ecco l'Italia, da dove partivano per migrare in tutto il mondo, ma soprattutto in Nord America, Brasile, Argentina e Australia. Quindi il numero degli immigrati fu notevole nonostante le trasformazioni avvenute nel territorio, che offrissero più possibilità di lavoro. Le rotte più ambite furono le Indie orientali, l'America e l'Australia. Ma soprattutto in America perché era la rotta che offriva maggior possibilità di guadagni. Paesi che si stavano sviluppando e avevano raggiunto l'indipendenza. Fra il 1867 e il 1869 Giuseppe Canessa raggiunse Lima, capitale del Perù, e lì creò una notevole industria che lavorava al cuoio. Nel 1870 Biagio Arata era un bambino quando arrivò a Iquique, in Cile, cui fondò una grande casa del commercio. Ambrogio Canessa è nato nel 1846 e emigrò nel 1864 con l'intenzione di stabilirsi in Perù e di dedicarsi al commercio. Finì invece in El Salvador, da dove anni abitava già un parente, ed entrò nel mondo delle fadendas, diventando un pioniere della produzione di caffè. Acquistando vaste aree di terreno, riuscì a creare 4 aziende, chiamandone una Nuova Rapallo. Morì la vigilia della Prima Guerra Mondiale, lasciando al figlio tutte le relazioni tra la Liguria e l'America dell'importazione di caffè. Molti si stabilirono sulle coste americane. Dopo il 1861 la popolazione presente a Rapallo diminuì costantemente fino al 1881, grazie all'aumento delle nascite. Questo fenomeno continuerà almeno fino al 1951, grazie a vari fattori positivi, come il miglioramento della viabilità,
La via Aurelia da Genova a Chiavari era già stata sistemata nella prima metà del secolo, ma in questi decenni si aprirono i collegamenti litorali con Santa Margherita e Portofino. Nel 1868 ci fu l'apertura della nuova linea ferroviaria. Già nel primo ventennio del XX secolo ci fu la scoperta del turismo, che con l'apertura dei primi grandi alberghi e l'attivazione di flussi commerciali creò occasioni di lavoro, richiamando anche la popolazione dall'estero. Ad alimentare le nuove iniziative e gli investimenti su immobili furono proprio i primi rimpatriati, ormai anziani, che tornavano nel loro paese e contribuivano alla costruzione di ville, parchi, palazzi in tutto l'arco del Tigullio. Contributo degli emigrati. Gli emigrati chiamati rapallesi e quelli di tutta la zona dell'entroterra del Tigullio lasciarono un'impronta importante nella vita economica dei paesi in cui si stabilirono. Partecipavano umilmente alla costruzione di canali di irrigazione e per la trasformazione e il progresso del paese che li stava ospitando. Nel 1900 le mete preferite non cambiarono rispetto al secolo precedente. Intorno al 1919 si contano alcune decine di partenze all'anno, seguendo sempre il criterio di raggiungere parenti stabiliti all'estero. Ma è dal 1921 che la popolazione residente comincia ad aumentare per le varie ragioni, tra cui il turismo, le nuove costruzioni e zone residenziali. Oggi Rapallo è meta di migrazione da parte di stranieri, grazie alle sue rinnovate risorse e sicuramente anche grazie al rientro in Italia dei nostri migranti, che contribuirono allo sviluppo del comune e delle attività commerciali. Questa era l'ultima tappa del nostro percorso. Speriamo che vi sia piaciuta la nostra storia su Rapallo. Arrivederci a tutti! I primi a trasferirsi in Italia sono stati mio nonno paterno e mio papà. Dovete sapere che la migrazione è un fenomeno del tutto naturale, con l'intenzione di scappare dalla guerra. Così presero coraggio e si fecero aiutare da alcuni. Tidiane di 19 anni, Desmond di 20 e Lash di 29. Non era facile perché la lingua Tami era molto diversa da quella dell'italiano, però papà trova subito lavoro. Stava nel deserto della Mauritania e del Marocco fino ad arrivare in Algeria, dove prese la barca che noi chiamiamo caretta del mare. Farmi nascere e vivere felice.